Benedica a tutti. Dedichiamo questa edizione di Stupor Mundi a una canzone in lingua italiana che nasce il 5 di marzo passato nella rete internet, con un video musicale che parla pure di un argomento che Stupor Mundi ha trattato spesso in tali suoi servizi, la moneta sovrana. Stiamo parlando della canzone di Giuseppe Povia, Chi comanda il mondo. Addimandammo un esperto, il professore Massimo Costa, della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo, di dire che si considerava utile una canzone di questo tipo. Prima di passare a vedere il video musicale, ascoltiamo insieme la zoccone di esso. Vi ringrazio, per questa volta rispondo in italiano, perché è la lingua con la quale sono abituato a parlare in università, si parla sempre in italiano e in inglese. Sì, la canzone di Povia è una canzone che ha il merito di divulgare a persone che magari di economia non se ne intendono una verità molto elementare, cioè che la moneta che abbiamo è sbagliata, ma il problema è molto più generale di quanto ho visto nella canzone, perché in realtà oggi siamo in un sistema in cui le monete sono appaltate ai privati, lo Stato ha rinunciato a questa funzione e quindi per ogni euro che gira ci deve essere un euro di debito. Quindi il messaggio è: non è vero che ci siamo indebitati perché siamo vissuti al di sopra delle nostre possibilità, ma ci siamo indebitati perché il modo di emissione della moneta genera debito per se stesso, per come è pensato. Quindi è necessario ripensare una modalità completamente diversa di generazione della moneta. Vi saluto, cerco di dirvi qualche cosa in siciliano, seppure lo siciliano classico che parlate oggi è più difficile di parlare dello siciliano palermitano che usiamo nella famiglia o nelle occasioni di tutti i giorni. Buona giornata a tutti. E ora finalmente ascoltiamo la canzone di Povia, Chi comanda il mondo, vedendo insieme il relativo video diretto di Marco Carlucci. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. Sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti, equilibristi, terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti staccanovisti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'apatia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Torre di Babele, che ha creato il mondo. Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro
contro l'ingiustizia, non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati, da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni Costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, che ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Questo è tutto per questa puntata. Ne vediamo alla prossima. Salutiamo.